Si festeggia oggi San Gerlando, patrono dell'Arcidiocesi di Agrigento. Alle ore 18 solenne pontificale in cattedrale celebrato da Monsignor Luciano Paolucci, vescovo di Gubbio, quindi l'offerta dell'olio e la preghiera del corpo della Polizia Municipale di Agrigento. Intanto si prega per la salute del Santo Padre. Finì a Schifani, Agrigento, da capitale della cultura a barzelletta d'Italia. Questo è il tema del tour d'Italia Viva, alla presenza del senatore Davide Faraone, Fabrizio Micari e della coordinatrice agrigentina Roberta Lala. L'ex sindaco di Racalmuto Petrotto aderisce al partito di Renzi. Soddisfazione espressa dal senatore Germanà, segretario della Commissione Trasporti, e dalla consigliera della Lega, l'agrigentina Cirino, per il parere positivo emesso dal Ministero per le Infrastrutture. Si apre, dopo tanti anni, la palestra polifunzionale di Agrigento, pubblicato anche il bando per la sua gestione, intervista all'assessore Gerlando Piparo. Arrestato dai carabinieri di Camastra un 29enne per maltrattamenti in famiglia. Riunione del comitato 5G del quartiere del villaggio Peruzzo perché non vogliono l'antenna che si vorrà installare. Si terrà giovedì 27 alle ore 19 presso il salone della parrocchia. L'avvocato Giuseppe Arnone, nominato nuovo presidente della Lega del club biancazzurro, rappresenterà l'Agragas presso la Lega Dilettanti. Nostra intervista al patron Giuseppe Deni. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TVA Notizie di oggi, 25 febbraio, San Gerlando. È proprio San Gerlando, oggi la festa della patrono dell'Arcidiocesi della nostra città. Questa sera solenne pontificale presso la cattedrale alle ore 18. A presiedere la solenne cerimonia non sarà presente il cardinale Bardo Reina, impegnato attualmente nelle sue funzioni religiose a Roma per via della carente condizione di salute del Santo Padre, ma Monsignor Luciano Paolucci, vescovo di Gubbio. Durante la cerimonia, l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Agrigento, la preghiera del corpo della Polizia Municipale, il nostro servizio. Si celebra oggi la festa di San Gerlando, patrone dell'Arcidiocesi città di Agrigento. Questa sera solenne pontificale presso la cattedrale alle ore 18. A presiedere la solenne cerimonia non sarà presente il cardinale Bardo Reina, impegnato attualmente nelle sue funzioni religiose a Roma, per via delle carenti condizioni della salute del Santo Padre, come invece precedentemente annunciato. Guiderà la funzione religiosa Monsignor Luciano Paolucci, vescovo di Gubbio, città di Castello. Durante la cerimonia anche l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Agrigento con la preghiera del corpo della Polizia Municipale della città. La funzione, come comunicato, sarà possibile seguirla per chi è impossibilitato di recarsi alla cattedrale anche sul canale YouTube dell'Arcidiocesi. Intanto, ieri sera, nell'ambito delle manifestazioni religiose dedicate al patrone San Gerlando, si è tenuto il pellegrinaggio giubilare delle parrocchie della comunità ecclesiale. Con raduno in via Plebis Rea, il pellegrinaggio per via Duomo verso la cattedrale. A seguire si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Alessandro, concelebrata dai parroci della nostra città, con il pensiero rivolto al Santo Padre. Don Mario, siamo ormai quasi per varcare la soglia della porta centrale della cattedrale. Oggi si è appena celebrato il pellegrinaggio delle parrocchie della città di Agrigento, vigilia di San Gerlando, per il loro giubileo. Le parrocchie si sono radunate per vivere questo momento di devozione, di preghiera. Il nostro pensiero va a Santo Padre, il nostro pensiero è unito a tutto quello della Chiesa e varchiamo le porte della nostra cattedrale fiduciosi che il Signore ancora una volta ha vinto il mondo e la nostra preghiera possa essere segno di una comunità viva e peregrinante. Papa Francesco ha riposato bene tutta la notte, ma il quadro è complesso, le condizioni restano critiche, lo dice il nuovo bollettino della Sala Stampa Vaticana pubblicato nelle prime ore di stamani. Il pontefice, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, un rischio che potrebbe correre, secondo i medici, è la sepsi. Ne abbiamo parlato con l'infettivologo professor Antonio Cascio, che ci spiega in cosa consiste. I colleghi di Palermo.
Professore Cascio, c'è tanta apprensione da settimane ormai per lo stato di salute di Papa Francesco con un'infezione polimicrobica e anche una polmonite bilaterale, un rischio che potrebbe correre secondo l'equipe medica che è la sepsi. Ma di cosa si tratta esattamente? Sì, la sepsi è una condizione in cui c'è una esagerata risposta infiammatoria nei confronti di una infezione. È generalmente associata a un'infezione batterica, però l'infezione potrebbe essere anche di natura virale, micotica o protozoaria. Beh, E questa sepsi si accompagna a una insufficienza di organo, quindi è una condizione molto grave. ma chi colpisce e quando si manifesta la sepsi? Diciamo che la sepsi può colpire le persone di qualsiasi età, sesso, però generalmente sono più colpiti i bambini molto piccoli, quindi i neonati e le persone anziane, soprattutto quando ci sono persone che hanno le cosiddette comorbidità, ovvero sono diabetici, ipertesi, persone che hanno avuto cardiopatie, persone che hanno un danno d'organo, per esempio persone che sono state operate, persone che già hanno problemi a livello del polmone o del cuore, oppure hanno insuficienza renale o che sono in dialisi. In merito al quadro clinico del nostro pontefice, qual è la sua impressione? Ecco. Allora, è stato paventato il rischio sepsi, però sinceramente lui non ritengo che sia in sepsi in questo frangente. Lui ha un problema a livello dei polmoni, al Santo Padre è stato tolto un pezzo di polmone tanti anni fa, a quanto pare, e poi soffre di bronchite cronica, di bronchite asmatica e ha fatto tanto uso di steroidi, almeno così pare guardandolo un po' in faccia. E quindi una persona a cui sono stati somministrati steroidi per tantissimo tempo è di fatto una persona immunocompromessa. E quindi è chiaro che anche microbi che sono scarsamente patogeni possono provocare delle infezioni più gravi. In persone immunocompromesse anche miceti, quindi infezioni da funghi, possono insorgere a livello polmonare e complicare il quadro. Quindi diciamo è una situazione molto, molto delicata, considerando pure che il Santo Padre appunto è molto anziano, quindi ci sono tanti fattori che giocano a suo sfavore, però diciamo la tempra è forte, quindi ci auguriamo tutti che riesca a superare questo momento. Ad Agrigento, venerdì prossimo 28 febbraio, nei locali della Biblioteca Lucasiana alle ore 17:30 si svolgerà un incontro con l'autore Domenico Pisana, che rappresenterà il suo volume Letteratura come interpretazione della vita e la silloge poetica Profili di tempo e di anima. Pisana, presidente del Caffè Letterario Salvatore Quasimodo di Modica, è un filosofo, teologo e islamista molto conosciuto. Il coordinamento è affidato a Salvatore Indelicato e Liliana Arrigo, tra gli interventi quello di Enzo Di Natali, scrittore e critico, e di Giuseppe Macauta, scrittore e poeta. Finì a Schifani, Agrigento, da capitale della cultura a barzelletta d'Italia, una Sicilia a rotoli, un'alternativa possibile. È stato questo il tema del tour di Italia Viva, alla presenza di Davide Faraone e Fabrizio Micari, che ha toccato ieri la nostra città in un convegno organizzato presso il Circolo Empedocleo di Agrigento. A fare gli onori di casa l'agrigentina, l'ex assessore al comune di Agrigento, Roberta Lala. Noi abbiamo seguito l'evento. Roberta Lala, parliamo di questa iniziativa organizzata da Italia Viva qui con Faraone e Micari. Sì, è un'iniziativa in realtà voluta da Davide Faraone e Daphne Musolino, organizzata da me e da Fabrizio per Agrigento. Con questa iniziativa dal titolo Finì a Schifani gireranno 9 capoluoghi di provincia per parlare di diverse problematiche. Ad Agrigento non potevamo che toccare appunto il tema di Agrigento Capitale della Cultura, che si è inaugurato l'anno il 18 gennaio, ma sappiamo che Agrigento è stata proclamata Capitale della Cultura nel 31 marzo del 2023. Io sono stata una persona felice di questa vittoria, ho scritto al sindaco, l'ho ringraziato, ho fatto i miei complimenti. Purtroppo però via via l'entusiasmo che ho provato per un rilancio della nostra città, ma dell'intera provincia, si è trasformata in delusione, in amarezza, perché siamo andati alla ribalta dei giornali nazionali, delle TV nazionali, in maniera molto negativa. Per delle defiance, chiamiamole così, che ci hanno anche ridicolizzato, e quindi diciamo che
Noi cittadini ci sentiamo umiliati da questo. Questo incontro sarà un incontro tra politica, cittadini, associazioni, non solo per fare un'analisi di quello che è successo, ma anche per proporre delle soluzioni laddove possano essere accettati, perché non vogliamo solo essere polemici, ma anche essere propositivi. Quindi da questa riunione, da questo incontro, vediamo cosa verrà fuori. Parliamo di questa iniziativa e di questa sua presenza qui oggi con l'onorevole Parone. È un'iniziativa che fa parte di un giro per la Sicilia nelle diverse province per andare ad analizzare diciamo, tutte quante una serie di problematiche che abbiamo in questa nostra terra. Una serie di problematiche nelle quali naturalmente ci sono tante difficoltà, tanti guai, nessuna soluzione. Questo è il vero problema. Non potevamo che cominciare con Agrigento perché ad Agrigento quest'anno c'era una straordinaria opportunità, c'è una straordinaria opportunità che è la capitale della cultura, ma come spesso accade noi non siamo in grado di riuscire a cogliere queste opportunità e quindi la città si presenta a questo appuntamento con una serie di ritardi dalla possibilità dell'accesso ad Agrigento stessa, il programma culturale fa acqua da diverse parti, c'è una situazione a proposito di acqua della crisi idrica ancora non risolta, dicevo poc'anzi che siamo sempre felici di vedere belle giornate come questa, ma ormai le guardiamo con grande preoccupazione e dopodiché non troviamo sostanzialmente soluzioni. Lo stesso vale qui leggere, come si è letto in questi giorni, che adesso finalmente si sta trovando la sede del comitato, adesso l'anno è cominciato da 2 mesi, ma ancora cerchiamo la sede, fa sorridere ma fa anche tanto dolore perché evidentemente vuol dire che c'è un programma ancora tutto da costruire, ci sono tutta una serie di difficoltà, non abbiamo notizie chiare sulla ricettività alberghiera, ci sono una serie di problemi che ci fanno pensare che probabilmente questa occasione potrebbe essere persa. Naturalmente siamo qui con spirito costruttivo, non è semplicemente polemica ma è volere provare a dare dei suggerimenti e speriamo che questa possibilità venga colta nell'interesse della città. Questa iniziativa qui ad Agrigento, in questo tour che state facendo per denunciare eventuali critiche non solo agrigentine ma anche siciliane. Sì, diciamo che c'è un governo della Regione Sicilia che è un governo guidato da un trombone, perché è soltanto un trombone, uno che si vanta di successi che i siciliani non vedono e che si sono inanellati questi insuccessi uno dietro l'altro. Agrigento è quasi più che la capitale della cultura, la capitale dell'emblema del disastro dell'amministrazione Schifani, dalla siccità e dalla gestione in emergenza, quest'estate terribile con cittadini che siamo andati a incontrare nelle loro case per settimane senza acqua, fino alla grande opportunità di Agrigento capitale della cultura, che è un'occasione fino adesso non solo mancata, ma addirittura è stato un boomerang, perché si è dato un'immagine della città di Agrigento di una città che non è in grado di gestire un momento che dovrebbe invece rilanciarla. Cosa si dovrebbe fare secondo lei? Ma intanto bisogna cacciare tutti i politici che occupano questi posti come il consiglio di amministrazione della fondazione o che mettono le mani laddove non dovrebbero mettere le mani, perché non è competenza loro capire come si mette in campo un'azione positiva per la cultura di Agrigento. Facessero il lavoro di parlamentari, di sindaci, di consiglieri comunali al meglio, anziché occupare i posti che non gli competono. Quindi questi qui stessero a casa che già i loro guasti li hanno fatti. E l'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto, attuale consigliere comunale, ha aderito al partito di Matteo Renzi Italia Viva, affermando, credo fermamente, nella necessità di un cambiamento positivo per il nostro territorio. Italia Viva condivide la mia visione di un futuro migliore per Racalmuto e sono convinto che insieme potremmo lavorare per affrontare le sfide che ci attendono. E la coordinatrice di Italia Viva di Agrigento Roberta Lala ha commentato: l'adesione di Salvatore Petrotto rappresenta un valore aggiunto per il nostro partito, per la comunità di Racalmuto e siamo pronti a collaborare per costruire un progetto politico inclusivo e orientato al bene comune. Il consigliere comunale di Agrigento dell'UDC Fabio Laciafelice fa chiarezza sulla sua posizione politica e servizio. Il consigliere comunale di Agrigento La Felice fa chiarezza in merito alle voci e agli articoli di stampa inerenti alla sua posizione politica. Voglio assolutamente smentire tutto, afferma La Felice, e mettere in chiaro alcune cose. Da segretario provinciale dell'UDC ho sempre svolto la mia attività politica
per la crescita del partito, ho portato avanti soprattutto i valori etici e morali che contraddistingue l'UDC. Da consigliere comunale, fino dal mio passaggio condiviso con i miei familiari e gli amici che si rifanno alla mia azione politica, ho avuto un atteggiamento di attenzione verso la mia città, sempre propositivo e ragionevole per il bene comune. Tuttavia, da più di un anno, le scelte dell'amministrazione comunale non sono state condivise e totalmente in distonia. L'UDC ad Agrigento è al lavoro nell'aggregare soggetti politici e cittadini che hanno una visione di città diversa dall'attuale, confermando fin da adesso che sarà in campo come alternativa alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia, conclude la Felice, per il bene della città si valuteranno di volta in volta le proposte presso l'Aula Sollano e solo se ritenute vantaggiose e di sviluppo saranno votate positivamente, ringraziando anche l'onorevole Decio Terrana per la totale fiducia posta verso la mia persona. Passiamo alle notizie per l'aeroporto di Agrigento. Per il senatore Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della Commissione dei Trasporti al Senato, il primo sì per la realizzazione dell'aeroporto agrigentino dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti sarà una grande opportunità per la crescita economica della Sicilia. Il servizio. Arriva il primo sì del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini alla realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento. Questo è senza dubbio un altro segnale concreto dell'attenzione che da anni la Lega riserva al Meridione, in particolare alla Sicilia, quanto dichiarato dal senatore Nino Germanà, segretario della Commissione Trasporti di Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia. Germanà ha poi aggiunto: il Libero Consorzio di Agrigento ha svolto un lavoro eccellente finora e sono certo che la stretta collaborazione con il MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, porterà presto ai risultati sperati, grazie anche all'impegno del Comitato Civico Aeroporto e Infrastrutture di Agrigento. La realizzazione di un'ulteriore aerostazione rappresenta una grande opportunità per l'isola e un'opera che, se unita al progetto del ponte sullo stretto, contribuirà in maniera significativa alla ripresa economica della Sicilia. Gli fa eco il capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, che esprime: questo è un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della nostra terra. Un aeroporto in provincia di Agrigento non solo migliorerà la mobilità, ma darà un impulso determinante al turismo e alle attività economiche locali, creando nuove opportunità di crescita per tutta la Sicilia. Finalmente verrà riaperta al pubblico la palestra polifunzionale al campo sportivo. Dopo tanti anni di chiusura è emanato anche il bando per la sua gestione. In merito abbiamo sentito l'assessore al ramo Gerlando Piparo. Parliamo della palestra polifunzionale nella zona campo sportivo che finalmente dopo tanti anni è in prossimità di apertura. Sì, la palestra polidistrettuale di Via dei Normanni è una struttura, diciamo, un'incompiuta, una terra incompiuta che finalmente a breve vedrà la luce e per la città è un risultato meraviglioso e soprattutto anche per l'associazione e per i nostri giovani agrigentini. Una palestra, diciamo, dove c'è voluto del tempo per renderla agibile, dove ci sono stati parecchi problemi relativi anche alla struttura stessa. Sì, io sono assessore volevo ricordare a tutti, sono assessore da aprile 2023 e da subito mi misi a lavorare per cercare di sistemare tutta la documentazione tecnica insieme agli uffici, quindi i vari accatastamenti, certificati dei benzina incendi e tutto quanto necessario per rendere la struttura agibile. Ora c'è un bando che scadrà prossimamente, è stato pubblicato entro 30 giorni, si mostra un certo interesse alla struttura. Sì, è stato fatto un bando dagli uffici ai sensi della 36-2023 per cercare, diciamo, di dare la struttura a persone, diciamo, qualificate e rendere efficace anche la gestione. Molti si sono lamentati che forse c'è stato un canone eccessivo, siamo intorno ai 2.000 euro al mese per una struttura. Il canone noi non ce lo inventiamo, gli uffici soprattutto non lo prendono così a casaccio, è adeguato alle norme vigenti ed è previsto dal 36-2023, quindi dalle concessioni,
appunto per certificare che la gestione sia qualificata e che non ci siano proroghe illegittime e che tutto venga fatto secondo normativa. Assessore, ecco, lei a proposito di strutture sportive, abbiamo strutture fatiscenti, vecchie, mi riferisco ad alcune strutture per esempio del villaggio di Villa Seta. Su questo possiamo dare qualche novità? C'è una possibilità di un recupero, il campo di rugby, insomma? Guardi, io ce la sto mettendo tutta, ripeto, dal 2023, da aprile 2023 a oggi. Abbiamo riaperto la piscina comunale che era chiusa da anni, aveva problemi atavici che abbiamo risolto. Penso non chiuderà più perché abbiamo sistemato la caldaia e tutto l'impianto, grazie anche all'intervento del gestore, il signor Sodano. Abbiamo portato la luce allo stadio Seneto dopo circa 80 anni. Stiamo riaprendo la palestra distrettuale da Eterna Incompiuta, stiamo facendo una struttura al villaggio Mosè, che sarà una palestra al chiuso. Abbiamo sistemato il campetto di Piazza del Vespro e questi impianti dovremmo avere il tempo necessario, però ci stiamo già pensando a trovare le risorse necessarie per sistemarli. Si sono svolti i congressi cittadini di Fratelli d'Italia nello scorso fine settimana a Santa Margherita Belice, a Ribera, a Palma di Montechiaro e Licata. Sono stati eletti nuovi coordinatori cittadini a Santa Margherita Belice Deborah Ciaccio, a Ribera Giuseppe Tramuta, a Palma di Montechiaro e Miriam Barba, a Licata Salvatore Graci. Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Agrigento, Ariano Barba, ha commentato: non posso che esprimere grande soddisfazione per come il territorio sta rispondendo a questa prima fase dei congressi cittadini. Nel fine settimana abbiamo celebrato 4 congressi e tutti si sono svolti in modo unitario. Nonostante vi siano sensibilità e affinità diverse, la nostra classe dirigente ha manifestato un grande senso di responsabilità e appartenenza, cercando sempre la sintesi tra le diverse proposte. La Commissione Antimafia all'Assemblea regionale siciliana, presieduta dall'onorevole Antonello Cracolici, si è riunita oggi nella sede dell'Ordine dei giornalisti a Palermo, il servizio dei colleghi di Palermo. Libertà di stampa, diritto di cronaca, intimidazioni subite dai giornalisti dopo le recenti scarcerazioni di alcuni boss, questi temi trattati alla Commissione Antimafia all'Arts, presieduta da Antonello Cracolici, oggi riunita nella sede dell'Ordine dei giornalisti a Palermo. Un messaggio significativo di sostegno verso l'intera categoria professionale e verso l'importanza di una informazione libera impegnata a diffondere valori di legalità. Ma i giornalisti sono considerati nemici della criminalità molto di più rispetto agli stessi magistrati, alle forze dell'ordine, perché quelli quasi quasi, come dire, fa parte delle regole del gioco, cioè nella guerra tra guardie e ladri ognuno ha un suo ruolo. I giornalisti invece sono considerati una minaccia perché il giornalista in qualche modo attraverso la sua cronaca, la diffusione di dati di cui viene a conoscenza, minaccia la reputazione dei mafiosi. Allora questo è un tema dirimente. La lotta alla mafia si fa sul piano repressivo, vediamo quello che sta succedendo anche sulla repressione, che qualcosa non funziona, pensiamo alla stessa denuncia che i magistrati hanno fatto rispetto a quello che succede dentro le carceri. Oggi la cupola, più che essere un luogo, diciamo, fisico, rischia di diventare un telefonino con una chat, per cui questo è il luogo dell'associazione. Ma al di là di questo, i giornalisti colpiscono, diciamo, sul terreno reputazionale, perché i mafiosi mettono nel conto il carcere. La prima volta che la Commissione Antimafia si riunisce all'interno della sede dell'Ordine, ma non deve essere soltanto un momento simbolico, ma concreto e di sostanza. Oggi parliamo della nostra categoria divisa, ma che in questo caso deve essere unita, perché è una categoria minacciata, le minacce sono plateali ad alcuni colleghi, ma altre sono minacce sotterranee, come la risposta data in mala maniera per un'intervista, in vari ambiti, non soltanto quelli di cronaca o di cronaca bianca o di spettacolo, ma anche allo sport. Quindi c'è un momento negativo della nostra categoria che è mal sopportata da varie parti, diciamo, della società civile e soprattutto di chi si sente toccato dalle inchieste.
A Camastra un 29enne viene arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e servizio. A Camastra i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un ragazzo di 29 anni del luogo. L'uomo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente, che si era rivolta ai carabinieri denunciando una serie di episodi di violenza fisica e psicologica che sarebbero iniziati nel giugno del 2024. Dalle dichiarazioni della donna è emerso un quadro di reiterate condotte vessatorie caratterizzate da aggressioni fisiche, insulti, minacce, aggravate dal frequente abuso di alcol da parte dello stesso giovane. A seguito della denuncia e delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Camastra, la Procura della Repubblica ha richiesto l'applicazione della misura cautelare accolta dal GIP, immediatamente eseguita dai militari dell'Arma. L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il forum Palermo-Milano, il presidente della regione Schifani afferma confronto e dialogo tra città metropolitane utile a far crescere la competitività dell'Italia e il servizio. Esiste un tema dello sviluppo in questo nostro paese che riconosce come sia solo la crescita del Mezzogiorno che consentirà un ulteriore passo in avanti del nostro paese. Un Mezzogiorno che peraltro affonda le proprie ragioni di essere, non solo geografiche, ma anche, come dire, geopolitiche ed economico-sociali all'interno dell'area mediterranea. Ecco quindi diciamo un impegno congiunto delle città metropolitane a partire da Milano e Palermo per costruire una nuova identità euromediterranea che diciamo guardi ai temi dell'innovazione non trascurando quelli della tradizione e lo faccia sia sul piano dell'analisi delle strategie culturali, delle strategie socio-economiche, ma soprattutto delle strategie dell'innovazione. Un gemellaggio di idee, di prospettive di crescita, sono due città a vocazione completamente diverse, ma Palermo sta iniziando un percorso anche di industrializzazione, cresce il PIL, cresce anche l'occupazione, così come lo fa in Sicilia. Due modelli a confronto, il cui dibattito sarà sicuramente utile per modulare quelle che saranno anche le azioni della regione siciliana sul capoluogo. Una per tutti, un fortissimo stimolo, con la differenziata così non va. Occorre accelerare, occorre una campagna promozionale, occorre fare di tutto perché Palermo raggiunga il target del 60% previsto perché possano fra 2 o 3 anni essere attivati e funzionare i termovalorizzatori. Le città e i sindaci hanno tutti più o meno gli stessi problemi, no? Ovviamente stiamo parlando di due città diverse, ma credo che una condivisione delle problematiche e delle opportunità, non so, pensate alla cultura, pensate ai servizi pubblici, mobilità, trasporti, all'importanza della tecnologia. Ecco, credo che ci sia da imparare reciprocamente e anche un po' da aiutarsi. Oggettivamente in questo momento le città non sono molto aiutate dal governo e non ne faccio un discorso proprio politico, non che governi precedenti abbiano fatto molto diverso. I fondi sono sempre di meno, mentre le richieste dei cittadini sono sempre di più. Per cui vediamo se riusciamo a trovare qualche soluzione che ci permetta appunto di aiutarci a vicenda. Linea alla regia per la pubblicità. Sanità a Messina in crisi per carenza di medici e ospedali in grande difficoltà. Ce ne parlano i colleghi di Messina. La situazione sanitaria nella provincia di Messina è critica. Giuseppe Costa, segretario generale della CISL Medici, denuncia un forte depotenziamento del sistema. I posti letto sono stati ridotti di 580 unità e la carenza di personale medico è crescente, come evidenziato dal rapporto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Sant'Agata Militello, dove si sono ridotti da 9 a 3 anestesisti. Secondo Costa, la pandemia ha messo in luce la necessità di un sistema socio
sociosanitario integrato, capace di alleggerire pronto soccorso e migliorare i servizi territoriali. Tuttavia, i continui tagli e riorganizzazioni non hanno portato ai risultati sperati, anzi hanno acuito le difficoltà nell'accesso ai servizi. Il segretario ha anche sottolineato che il sistema è in emergenza a causa di pensionamenti e riorganizzazioni e che l'offerta sanitaria è molto ridotta, con liste d'attese lunghe e aree di urgenza sotto pressione. È evidenziato come gli ospedali, in particolare quelli delle zone più disagiate come Lipari e Mistretta, necessitano di un supporto adeguato anche attraverso incentivi per i medici che vi lavorano. In risposta la CISL Medici ha proposto un nuovo modello organizzativo e ha siglato un accordo con l'ASP per la gestione degli incarichi dirigenziali, puntando su meritocrazia e trasparenza. Infine Antonino Librandi, segretario della CISL Messina, ha ribadito l'importanza di pianificare insieme all'ASP un rafforzamento degli organici per ridurre le lunghe attese e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria nella provincia. Il villaggio Peruzzo dice no all'installazione di un'antenna di telefonia del 5G. Per tale scopo è stata indetta una riunione presso il salone parrocchiale della chiesa giovedì 27 febbraio alle ore 19. L'invito a partecipare è stato redatto dal comitato del quartiere del villaggio Peruzzo. Si è concluso positivamente il progetto denominato Biologico più, un biologico che vuole andare oltre, che sia sostenibile, in armonia con l'ambiente e la natura. Sentiamo in merito il presidente del consorzio Isola Bia, Calogero Alaimo Di Loro. Il progetto biologico sta davvero tracciando nuove strade per un futuro sostenibile e il convegno di chiusura di Biologico A++, e quando si tratta di una chiusura si fanno anche bilanci che sembrano essere davvero più che positivi. Assolutamente sì, questo progetto Biologico A++ non si accontenta, parte dal concetto che non si accontenta del biologico con i suoi requisiti che già sono importanti, quelli che occorre rispettare per potersi avvalere del marchio europeo del biologico, ma vuole andare oltre. Pensa ad un biologico che sia anche sostenibile, che sia in armonia con l'ambiente, con la natura, che crei un'intersezione tra ecosistema aziendale ed ecosistema globale e che guardi anche alla solidarietà dell'approccio e guardi anche alla multifunzionalità dell'azione dell'azienda. Il progetto ha consentito di creare un gruppo di lavoro veramente molto armonioso che presuppone una continuità nel tempo di questo ecomodello. Il lavoro è stato riassunto in un manuale che io vorrei illustrarvi se è possibile, quindi manuale per l'agricoltura biologica e sostenibile, che è un valido che è un valido supporto per tutte le aziende, ma anche per le aziende convenzionali, non per forza biologica, che vogliono transitare all'agricoltura biologica e sostenibile. Qual è il punto principale di questo progetto? È quello di essersi sforzati per comprendere la biodiversità naturale e coltivata. La biodiversità naturale, sia essa vegetale che animale, ha consentito di elaborare quello che si chiama biodiversità funzionale, cioè quello strumento di interpretazione attraverso cui la natura ci dà un supporto in tutto quello che facciamo. Il risultato è che il processo di produzione del cibo è risultato più facile, più agevole, perché come alleato, guarda caso, abbiamo la natura. Per quanto riguarda la difesa dei prodotti, laddove ce ne fosse bisogno, abbiamo sperimentato l'uso di preparati naturali a base di aglio, di peperoncino, di ortica e così via. Abbiamo interpretato attraverso la raccolta e la lettura dei dati le condizioni, l'andamento climatico, per capire quanto bisogna preoccuparsi di questi famosi cambiamenti climatici o se invece sono corsi e ricorsi e comunque sono elementi da interpretare bene senza paura ma con razionalità.
Abbiamo sperimentato le antiche varietà di grani antichi per vedere il risultato che danno dal punto di vista agronomico e dal punto di vista organolettico nella loro trasformazione in pane e pasta. Insomma, abbiamo fatto di tutto e di più, e quello che è il risultato è una grande quantità di informazioni che abbiamo racchiuso in questo manuale, ma non solo, e che sono a disposizione di chiunque vuole utilizzare queste conoscenze per pensare ad un'agricoltura biologica che produca cibo buono per la felicità degli uomini e che produca anche altri servizi per far quadrare i conti economici dell'azienda. E si è svolto a Canicattì un evento culturale organizzato dall'Associazione Atena e Lions Castelbonanno di Canicattì sull'intelligenza artificiale nell'ambito del Service Nazionale Lions 5.0 e servizio. Pomeriggio di cultura a Canicattì per trattare un tema attuale e interessante, un evento organizzato dall'Associazione Culturale Atena e del Lions Club Castelbonanno di Canicattì, che è l'intelligenza artificiale nell'ambito del Service Nazionale Lions 5.0. Tra opportunità e rischi, molto atteso l'intervento del professore Pira, autore del libro Piraterie 3, edito da Medinova. Interessanti gli interventi di Antonio Liotta, editore di Medinova, Emanuele Martire, ingegnere e docente di fisica. L'evento è stato moderato dall'avvocato Silvana Rinaldo, alle letture di Melania Curto, Anna Rita Lu, Teresa Monaca. Presenti le autorità lionistiche Giuseppe Caci, presidente della zona 27, Simona Iannicelli, presidente della 10ª circoscrizione. Hanno aperto i lavori il presidente dell'Associazione Atena Giovanni Salvaggio, la presidente del Lions Club Castelbonanno Flavia Licalzi. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Atena e il Lions Club Canicattì Castelbonanno, oggi parliamo di intelligenza artificiale e di metaverso. Sono due argomenti di grandissimo interesse e di grandissima attualità che io sviluppo in queste micro storie, che sono brevi analisi sociologiche, nel libro Piraterie 3. È la terza raccolta di una rubrica che tutte le domeniche sulla Sicilia, nelle pagine culturali, affronta proprio questo tema, cioè come l'uomo si pone con l'avvento delle nuove tecnologie e soprattutto come le relazioni anche umane stanno cambiando, che cosa è cambiata nella nostra vita e che trasformazione c'è in questo momento di grandissima rivoluzione digitale. È una rivoluzione forse più importante della rivoluzione industriale, una rivoluzione che cambierà la nostra vita, il nostro lavoro, i nostri affetti. È una rivoluzione a tutti gli effetti a cui ci dobbiamo preparare senza aver paura, ma con un minimo di consapevolezza di quello che queste nuove tecnologie possono rappresentare. Sì, diciamo che il mio intervento sarà finalizzato a spiegare in parole molto semplici che cos'è l'intelligenza artificiale, cosa stiamo vivendo in questo momento e come si potrà evolvere nel futuro. Sembra che sia un argomento che per noi non ci interessi più di tanto, invece ci accorgiamo che istante per istante viviamo questa intelligenza artificiale. Come lo viviamo? Lo viviamo in qualsiasi momento, quando vediamo le previsioni meteo per esempio, quando andiamo a fare una ricerca su internet, quando facciamo per esempio un acquisto su internet, già tutto è permeato di intelligenza artificiale. Come si evolverà? Ecco, questo è il problema, come si evolverà quando l'intelligenza artificiale passerà da quella che attualmente è un'intelligenza debole a una forte, cioè un'intelligenza che potrà essere paragonabile all'intelligenza dell'uomo. Ecco, questo è in sintesi il mio intervento. Il libro di Francesco Pira è molto particolare in rapporto agli altri che sono stati pubblicati dalla Medinova, perché tratta un tema specifico, attualissimo, che riguarda l'intelligenza artificiale e tutto ciò che attorno a questa intelligenza si muove. Quindi c'è la possibilità di essere informati in maniera corretta sulle tematiche che spesso vengono presentate in maniera distorta. Il professore Pira è un esperto in comunicazione e sociologia e conosce tutti i meccanismi
che permettono per esempio di capire se una notizia è falsa oppure no, e quindi questo aiuta tutti i lettori potenziali di questo libro. E rientra tranquillamente nell'attività della Medinova, che è cultura per andare oltre, e quindi è importante che attraverso la Medinova vengano fuori libri di grande valore culturale. Siamo già a 140 titoli pubblicati ed è un'attività senza dubbio importante che permette di trattare materie diverse dal punto di vista storico, narrativo, poetico nella nostra società, che ha bisogno tanto di cultura. Questa sera abbiamo l'onore di poter presentare nella sede dell'Associazione Atena un evento organizzato in collaborazione con il Lions Canicattì Castelbuonanno, che ha ad oggetto la presentazione di un libro del professore Francesco Pira, Piraterie 3, sviluppato tutto attorno al tema dell'intelligenza artificiale. È un tema attualissimo, attorno al quale tutti sentiamo l'esigenza di avere delle conoscenze, degli approfondimenti, di ampliare un po' i nostri orizzonti. L'obiettivo di questo incontro è un po' di avvicinarci, acquisire un po' di rudimenti che ci possono un po' permettere di comprendere questo universo nuovo, questa realtà nuova per la quale mancano gli strumenti. E a Santo Stefano di Camastra si sono incontrati diversi ceramisti in rappresentanza dei comuni che fanno parte dell'Associazione Italiana della Città della Ceramica. Sarà realizzata un'opera sul tema della pace che sarà esposta anche a Expo 2025 che si terrà a Osaka in Giappone, il nostro servizio. A Santo Stefano di Camastra, un progetto organizzato dal Made in Sicily, diretto da Davide Morici e Giovanni Callea, si sono incontrati per la prima volta diversi ceramisti in rappresentanza dei 6 comuni siciliani che fanno parte dell'Associazione Italiana delle Città della Ceramica e della città di Palermo. I ceramisti hanno iniziato a realizzare un'opera unica sul tema della pace che sarà presentata il prossimo 10 aprile a Palermo nello spazio dei 4 canti di città e successivamente esposta dall'8 al 14 giugno a Osaka in Giappone in occasione dell'Expo 2025. Presente all'iniziativa Vito Ferrandelli nella qualità di presidente dell'associazione Promuceb Museo della Ceramica di Burgio, che insieme ai partecipanti ha condiviso il valore promozionale e culturale del progetto che mette insieme rinomati artisti e ceramisti siciliani. Quella di oggi è certamente una festa dedicata alla ceramica che si svolge nella città di Santo Stefano di Camastra, in particolare nella prestigiosa azienda del Duca di Camastra, una festa alla quale partecipano le rappresentanze dei 6 comuni delle città della ceramica e della città di Palermo. Nel nome della ceramica si affronta il tema della pace e i ceramisti realizzeranno un'opera che sarà poi presentata nello spazio dei 4 canti di città a Palermo e successivamente a Osaka in occasione dell'esposizione universale. In questo senso la Sicilia sarà presente appunto con una delle più importanti espressioni dell'identità della nostra terra. Una grande emozione, ceramisti da tutta la Sicilia si uniscono per creare un'opera che unisce la nostra maiolica, la storia della nostra ceramica, la pietra lavica, un'opera che rappresenterà la Sicilia nel mondo, a Osaka, un messaggio di pace che nasce dall'arte e dalla creatività della nostra terra e dei nostri artisti. Allora, questa mattina siamo qui, la Gioiosa, per un'esperienza unica. Stiamo preparando un'opera che verrà esposta ai 4 canti di Palermo in primis e poi credo sarà itinerante. Ed è una bella esperienza perché siamo assieme a dei colleghi bravissimi, quindi niente, condividiamo quest'opera che è molto bella, molto significativa, il senso è la pace e poi niente, siamo contenti di questa esperienza. Mi trovo a Santo Stefano di Camastra a rappresentare la mia città, che è Sciacca, che è una delle 6 città della ceramica, a realizzare questo mega pannello 2 metri per 2 che ha come tema la pace. La pace è il mare, che il mare è quel luogo che accomuna
un po' diciamo i popoli e i confini, luogo di vita e purtroppo anche di morte. È un progetto che genera sicuramente sinergie, è destinato a determinare un ritorno per i territori interessati e soprattutto è un progetto che getta le basi per il futuro, per future collaborazioni e per future iniziative da poter sviluppare insieme. E sul ritorno al voto per i liberi consorzi in Sicilia abbiamo sentito il senatore Russo di Fratelli d'Italia, i colleghi di Trapani. Questa provincia sembra quasi una tela di Penelope, questo ricorso al TAR del Ragusano. Ma penso, naturalmente non commento i ricorsi, attendiamo l'esito di questo procedimento giurisdizionale. Di sicuro noi ci stiamo preparando comunque a svolgere queste elezioni di secondo livello, coscienti che dal mio punto di vista spero che sia momentaneo, che a livello nazionale, come si prevede, si ragiona sulla modifica del testo unico degli enti locali per poter ritornare alle elezioni di primo livello su base popolare e non su base degli eletti all'amministrazione. Pur non di meno ritengo che sia importante tornare a votare e ridare un organo politico alle province, perché da tanto troppo tempo scontiamo oggettivamente la mancanza della politica anche in questo importante ente di raccordo sovraterritoriale. Ognuno andrà per conto proprio con l'emblema proprio di appartenenza, oppure il centrodestra farà candidature uniche, per capirne un po' i nostri telespettatori. Ora sicuramente delle candidature unitarie nelle aree vaste, probabilmente con il sistema delle liste parallele che comunque congiungono verso un unico candidato. Lavoreremo in quest'ottica, convinti come siamo che debba comunque sempre mantenersi la coalizione centrodestra come valore e non semplicemente come somma. Pagalle di Paola, una lista unica che raggruppa le due formazioni, che ne pensi? Per gli elettori, come si troveranno gli elettori a carpire questo intendimento, secondo lei, dall'altro versante politico? Prima di fare le liste uniche bisogna avere programmi e valori comuni, quindi mettere assieme semplicemente somme elettorali in questi casi non serve se non si hanno idee precise. L'elettorato che non si sente chiamato alle urne e vede i consiglieri e i sindaci che un po' si scelgono fra loro, come pensa, da colui che vive il territorio, che prenderanno queste elezioni? So solo che a maggior ragione coloro i quali verranno eletti avranno la responsabilità di tenere comunque vicine le persone, la popolazione, con la loro azione sul territorio, vicine alle istituzioni. È una responsabilità che comunque abbiamo di riportare la politica e l'attenzione del territorio alla gente comune. Passiamo dalle notizie che interessano la nostra Agragas. La società dell'Agragas comunica che l'avvocato Giuseppe Arnone è stato nominato nuovo presidente di Lega del club biancazzurro. In questo ruolo rappresenterà ufficialmente l'Agragas presso la Lega Nazionale Dilettanti, garantendo il massimo impegno nella tutela degli interessi della società. L'intervista all'avvocato Arnone. L'avvocato Giuseppe Arnone è il nuovo presidente di Lega dell'Agragas. Cosa rappresenta per lei questo incarico? Io sto facendo una cosa nell'interesse esclusivo della città. In queste ore ho risparmiato ad Agrigento situazioni di vergogna enorme. L'Agragas Calcio è letteralmente priva del cosiddetto becco di un quattrino. Ieri sera i calciatori, hanno potuto cenare con le pizze offerte da me. L'Acrabello, che ospita i giocatori più giovani, single, si è impegnata a non chiudere il rapporto con l'Agragas Calcio e mettere letteralmente fuori dalla porta i giocatori sulla mia parola e sul mio impegno. Io ovviamente nutro ottimismo sulla mia capacità di portare a termine questo campionato e adesso dedicherò anche una battuta alla partita di ieri, perché credo che gli impegni presi dall'onorevole Pisano e dal sindaco nella riunione ristretta che abbiamo tenuto sabato mattina proprio col gruppo dirigente dell'Agragas e i due esponenti politici, e io che mi sento, come dire, il più anziano degli esponenti politici agrigentini, certamente per storia e per l'impegno della città.
per la città. Questo impegno ritengo proprio che sarà mantenuto. Questa mattina sono arrivati i primi soldi che alcuni imprenditori avevano promesso e possiamo iniziare a respirare. Ho appena chiesto alla impresa, che ringrazio, non ricordo bene il nome, Green è qualcosa, che fa la piantumazione del campo di calcio, di venire entro questa settimana per fare la risemina e consentirci di completare il campionato. Mi ha chiamato l'avvocato di questa impresa per dirmi che l'impresa senza una mia garanzia non avrebbe più mosso, come dire, una zappa, visto che stiamo parlando di risemina. Anche l'amministratore delegato sarà una persona di mia fiducia, ne faccio anche il nome, Sergio Di Benedetto, e quindi per questi mesi la gestione sarà una gestione in sintonia con chi è possibile sintonizzarsi con il futuro dell'Agragas, ma retta da me. Voglio quindi tranquillizzare i tifosi che devono tenersi pronti al mio appello, se sarà necessario manifestare anche davanti la sede del Comune di Agrigento. Concludo con una battuta. Ho detto al sindaco che la squadra di calcio ha un valore sociale e culturale ben maggiore dei concerti che si organizzano ad Agrigento, perché quando viene Achille Lauro non va a cantare e suonare per un intero anno 300 ragazzini come fa l'Agragas con gli allenamenti, le scuole calcio e la sottrazione alla strada di 300 giovani agrigentini. Quindi per tutti la salvezza dell'Agragas, soprattutto nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, è un punto di onore essenziale, perché altrimenti ci riderà dietro l'intera Italia. E sulla recente ulteriore sconfitta dell'Agragas a Ragusa e sui nuovi assetti societari abbiamo ascoltato il patron Giuseppe Deni, che si è tirato fuori ultimamente dalla sua gestione. Approfittiamo della presenza di Peppe Deni. Peppe, allora parliamo di questo Agragas. Ieri un'ennesima sconfitta, sono state delle mosse societarie, è entrato in campo l'avvocato Arnone. Ecco il suo punto di vista nelle ultime ore? Ma come avevo detto un paio di mesi fa, io mi sono tirato fuori dalla logica dell'Agragas, perché ho potuto notare che sia dalla classe politica che anche da parte della tifoseria che ci ha inneggiato ad andare via, noi abbiamo preso la palla al volo e siamo andati via. Io credo che se la politica si fa un esame di coscienza dovrebbe dare una mano d'aiuto per le ultime battute e permettere all'Agragas con dignità di finire questo campionato. C'è stata una cessione di quote fatta da altri, non da me, che c'è un nuovo socio che è l'avvocato Arnone, persone che conosciamo tutti. Speriamo che riesca a smuovere un po' le acque e permettere all'Agragas di approdare in un porto tranquillo. Ci sono stati vari tentativi di acquisto dell'Agragas, però non sono andati in buon porto, molti le danno anche delle responsabilità personali. No, responsabilità personale. L'Agragas è una delle poche società che con tutte le cose in regola, abbiamo qualche mese di arretrato sugli stipendi, ma è fisiologico come ce l'hanno tutte le altre. Poi per il resto di cose la situazione economica dell'Agragas non è diciamo così, non è negativa. Certo, ci sono, la gestione normale, però non ci sono debiti regressi, non c'è una situazione di decozione. Poi fino ad ora, con mancanza di strutture, l'imprenditoria locale che fa altro è disinteressata verso lo sport. C'è il paradosso, l'illuminazione è arrivata, la squadra insomma si spera di finire il campionato. Siamo nella città di Pirandello, è tutto. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia
sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si potranno vedere sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.